Siamo in pieno centro Monfalcone, piazza Cavour 22 e qui nello stabile alle mie spalle che è stato rintracciato Alessio Battaglia, quarantenne triestino ritenuto responsabile dell'omicidio di Franco Bernardo Bergamin, ottantenne di Limene, ha ritrovato cadavere all'interno della sua abitazione, all'interno di un armadio dentro dei sacchi. Qui Battaglia si è rifugiato nell'abitazione di un conoscente, non di una ragazza come inizialmente ricostruito dalle prime indiscrezioni. E qui è stato poi intercettato dalle forze dell'ordine. I carabinieri, in un'operazione congiunta tra la compagnia di Padova e quella di Monfalcone, hanno tenuto sotto controllo questo edificio per almeno 24 ore per poi cogliere il momento giusto per il blitz. Hanno forzato ieri nel tardo pomeriggio il portone del Civico 22 di piazza Cavour qui in centro, in pieno centro a Monfalcone. Sono entrati e hanno rintracciato Battaglia che poi ha confessato, ha parlato nella prima fase interrogatoria con le forze dell'ordine, con elementi che sono serviti proprio alle indagini per chiarire la sua responsabilità di questo omicidio. Battaglia, quarantenne di origini triestine, ora si trova al carcere di Padova.